L'AICA deve individuare i componenti del nuovo CDA, ci sono 10 giorni per inviare le candidature. Costruzione di un impianto di rifiuti nella zona industriale in territorio di Aragona, il cartello sociale scrive al sindaco. Si potrà fare un ricorso unico per chiedere separazione e divorzio, entrano in vigore le nuove norme. La riforma Cartabia prevede che questo nuovo iter vada a concludersi in 8-12 mesi. La vicenda legata ai presunti abusi edilizi al Castello Colonna di Ioppolo Giancazio, di proprietà della famiglia Firetto, si chiude con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, la nomina di un commissario, Fiorella Scalia, adesso l'AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini, ha pubblicato sul proprio sito internet una manifestazione di interesse per individuare i componenti del Consiglio di amministrazione. Il cartello sociale chiede un CDA di alto profilo. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la nomina del nuovo direttore generale di AICA, l'azienda consortile che gestisce il servizio idrico nei maggiori comuni della provincia di Agrigento, concretizzatasi nella persona del dottor Claudio Guarneri, votato a maggioranza dall'Assemblea dei Sindaci, dopo che il commissario del CDA Fiorella Scalia ne aveva deliberato lo scorrimento della graduatoria e con il voto contrario del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, arriva la nota stampa del cartello sociale di Agrigento, che ricordiamo è formato dalla triplice sindacale CISL, CGL, UIL e dalle rappresentanti della Chiesa Cattolica, che afferma come sia opportuno procedere velocemente alla definizione di un consiglio di amministrazione per mettere i principali organi della governance societaria nella pienezza dei poteri, nonché delle responsabilità. Come è noto, il cammino dell'AICA per dare vita a una gestione pubblica del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento non è stato certo facile, ma sono stati superati gli ostacoli molto insidiosi a dispetto di chi ha sempre tifato per un suo fallimento e un ritorno alla gestione privata. Per proseguire questo cammino, continua la nota stampa del cartello sociale, che non è ancora in discesa, occorre che accanto al nuovo direttore, al quale auguriamo un buon lavoro, venga affiancato un CDA di alto profilo con comprovate esperienze nella materia. L'idea di procedere con un bando pubblico al fine di selezionare i componenti del Consiglio di amministrazione sembra la strada maestra per raggiungere questi obiettivi. In questo senso è auspicabile che un'apposita commissione possa valutarne le candidature presenti. È altresì auspicabile che all'interno dell'Assemblea dei Sindaci possa ritornare un rapporto disteso che non risenta dagli schieramenti politici in campo, in modo che il confronto sia il più sereno possibile e meno condizionato da posizioni ideologiche o peggio ancora puramente tattiche. Un plauso va rivolto a chi continua a essere trasparente nelle intenzioni e nel modo di procedere, come il sindaco di Favara, che ha chiaramente chiesto un taglio netto col passato, nei fatti e non solo nelle parole. Ricordiamo infine, concludo il cartello sociale, che da tantissimi è stata approvata la scelta della gestione pubblica dopo le note vicende che hanno segnato le precedenti gestioni. Ora quindi ci aspettiamo più coerenza rispetto a quella scelta e un atteggiamento costruttivo soprattutto da parte di chi ha ruoli di primo piano nell'ambito delle istituzioni locali, regionali, perché tutto questo è dovuto ai cittadini e ai lavoratori della stessa azienda. Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Aragona, i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno avanzato formale richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto riguardo la volontà dell'amministrazione comunale di concedere una variante urbanistica per consentire la costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti. A tal proposito, i componenti del cartello sociale avvertono la necessità di acquisire gli opportuni aggiornamenti
aggiornamenti in merito, considerando anche che nessuna informazione finora ha raggiunto i cittadini sulla natura, le dimensioni e l'impatto ambientale che l'impianto potrebbe avere sul centro abitato, sul vicino ospedale, sulla non distante scuole, sulla stessa area industriale. Si fa pertanto formale richiesta di una convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto, in modo da dar vita a un confronto con le associazioni, le forze sociali, i cittadini e tutti i portatori di interesse del territorio, in modo da ricevere, alla presenza della ditta interessata alla costruzione dell'impianto, le indispensabili notizie. Sono 4 i dirigenti agrigentini che faranno parte dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Si tratta di Mario Castronovo di Palma di Montechiaro, Mariolina Bono di Sciacca, Giovanni Picone di Campobello di Licata e Eleonora Sciortino di Agrigento. Alle recenti primarie Bono e Picone hanno sostenuto Elly Schlein. Castronovo e Sciortino appoggiavano Stefano Bonaccini. Tutti e 4 porteranno in alto la voce della nostra federazione nel luogo della massima rappresentanza politica del nostro partito, commenta il segretario provinciale Simone Di Paola. Sono straordinarie figure che arricchiscono ulteriormente il già positivo bilancio delle elezioni primarie. Si tratta di un ulteriore passo verso la piena consapevolezza di quanto forte possa essere il ruolo del nostro partito nei processi di cambiamento della nostra provincia. Dopo la vittoria di domenica scorsa alle votazioni per segretario del Partito Democratico, Elly Schlein dovrà formare una sua squadra con un'agenda sulle cose da fare e le priorità da seguire. C'è chi afferma che la sua elezione aprirà delle praterie al centro, come l'ex segretario del Partito Democratico, ora leader d'Italia Viva e Azione, Matteo Renzi. C'è chi afferma che il PD continuerà a perdere perché è troppo vecchio, come il giornalista Vittorio Feltri. C'è anche come l'ex fondatore del PD, Beppe Fioroni, ed ex ministro, non condivide la sua elezione e va via, affermando che non c'è nulla a che fare con la nostra storia. Intanto, soddisfazione esprime la neoparlamentare agrigentina Giovanna Iacono, che appoggiava proprio la Schlein durante la campagna congressuale. Onorevole Giovanna Iacono, ieri è stato sicuramente un successo per quanto riguarda la candidata alla presidenza nazionale del PD, Elly Schlein. Lei lo portava avanti a livello regionale la mozione e quindi ha avuto degli ottimi risultati. Però mi pare di capire che nella provincia sua non è andata proprio perfettamente bene. Ci sono state delle città, anzi dei paesi più che delle città, che non hanno votato per la candidata Schlein. Come se lo spiega lei questo? Io sì, sono stata chiamata da Elly Schlein all'interno del coordinamento regionale della sua mozione e sono tra quelli che ha creduto in questa candidatura fin dall'inizio. Io ritengo anche il risultato di Agrigento un risultato straordinario per tanti motivi. È un risultato che premia soprattutto il lavoro di tanti giovani, donne, uomini, dirigenti e militanti che hanno creduto insieme a me e con cui ho condiviso questo bel percorso in questa candidatura e in quello che è la figura e la personalità di Elly Schlein, che oggi è la nostra segretaria nazionale, ha rappresentato in queste settimane di battaglia e può rappresentare a partire da oggi per il Partito Democratico Nazionale e per i territori. Sì, in certi territori non è andata bene, però dico, parlare di percentuali con un dato che sostanzialmente il dato che ci consegna un risultato che ci differenzia dall'esito di Bonaccini di circa 200 voti. Ci ho creduto fin dal primo momento, sono stata tra le prime a decidere di sostenerla già qualche settimana fa. E contro i pronostici, diciamo, che la davano, perdente fin dall'inizio e perdente anche dopo la prima fase che si è conclusa con il voto tra gli iscritti, io ho continuato a crederci e infatti l'esito, insomma, è stato quello che è stato.
Con Elly Schlein sicuramente si aprirà una pagina nuova per il Partito Nazionale che poi a cascata arriverà nei diversi territori. Elly, oggi la nostra segretaria, è un elemento di novità, una figura nuova, una personalità e anche un dato storico la sua elezione, perché diventa la prima segretaria donna del Partito Democratico, una figura che accoglie, una figura che può rimettere in campo risorse, energie nuove, da Roma al nord, al sud, alle isole, territorio per territorio. Da oggi, 1° marzo 2023, entrano in vigore le nuove norme che regoleranno la separazione e il divorzio introdotte dalla riforma arrivata dall'ex ministro della Giustizia Mara Cartabia. L'obiettivo è rendere queste pratiche più semplici e veloci, accorciando notevolmente i tempi. Si potrà fare un ricorso unico per chiedere separazione e divorzio. Va subito presentato il piano genitoriale e la prima udienza dovrebbe essere fissata entro 90 giorni, con il primo tentativo di conciliazione. Quello che dovrebbe accadere è che l'intero iter vada a concludersi in 8-12 mesi. Arturo Cantella. In Italia, secondo i dati Istat più recenti risalenti al 2020, i divorzi in quell'anno sono stati 65.000 e le separazioni circa 80.000. La media dei divorzi si attestava fino al 2014 a circa 50-55.000 all'anno, ma si è verificato un picco nel 2015 e nel 2016 grazie alla riforma che ha introdotto il cosiddetto divorzio breve. Dal 1 marzo 2023 oggi entreranno in vigore le nuove norme che regoleranno la separazione e il divorzio, introdotte con la riforma avviata dall'ex ministro della Giustizia Marta Cartabia. L'obiettivo è quello di rendere queste pratiche più semplici e veloci, accorciando notevolmente i tempi. Inoltre si punta a tutelare i minori e le vittime di violenza. Si potrà fare un ricorso unico per chiedere separazione e divorzio. Va subito presentato il piano genitoriale e la prima udienza dovrebbe essere fissata entro 90 giorni con il primo tentativo di conciliazione. Sono previste anche più sanzioni che vanno dal risarcimento nel caso in cui vengono messe delle parti delle proprie condizioni economiche, fino a una sanzione amministrativa a 5.000 euro per la violazione del piano genitoriale. Uno degli obiettivi cardini della riforma è la velocizzazione dei procedimenti. Finora c'era la possibilità di fare un accordo extragiudiziale. In quel caso, oltre al tempo della separazione, si dovevano attendere 6 mesi, più un mese per il divorzio, oppure andare in tribunale sia in modo consensuale sia non consensuale, con tempi più dilatati. Quello che dovrebbe accadere con la riforma Cartabia è che l'intero iter vada a concludersi massimo in 8-12 mesi. Altro obiettivo della riforma, che fa parte del PNRR, vede tra i vari livelli quello di arrivare entro ottobre 2024 a riunire le competenze in un tribunale per le persone, i minorenni, per le famiglie, che possano così tutelare soprattutto i figli in questi processi. Tra i paesi di cui sono disponibili i dati sui divorzi in Europa, l'Italia è uno di quelli con i numeri più bassi. Una delle cause è che spesso si arriva alla separazione, ma per vari motivi non al divorzio. L'Italia era infatti uno dei pochi paesi in cui finora vigeva l'obbligo di 2 cause distinte, una per la separazione e l'altra per il divorzio, allungando notevolmente i tempi, mentre da oggi, 1 marzo, si potrà fare tutto in un solo atto. Distrutti ben 500 alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di un 58enne di Aragona. I dettagli nel servizio. Sono stati tagliati ben 500 alberi di ulivo in contrada Piano Panzera nelle campagne di Aragona. È un imprenditore 58enne a essere finito nel mirino di quella che sembrerebbe essere una vera intimidazione. Il maxi danneggiamento, che ha provocato danni per oltre 15.000 euro, non era coperto da assicurazione ed è stato denunciato all'Arma dei Carabinieri, che ha subito avviato le indagini. È stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento. Appare scontato che al 59enne imprenditore militare dell'Arbia
abbiano chiesto se di recente ha avuto o meno dissidi o problemi con qualcuno. Ignoti malviventi, verosimilmente con l'utilizzo di una motosega, hanno spezzato in due e devastato oltre 500 alberi di ulivo che erano stati messi a dimora nel fondo agricolo. Quasi sicuramente i responsabili hanno agito nelle ore notturne tra il 21 e il 27 febbraio scorso. Il proprietario, infatti, era dal pomeriggio dello scorso 20 febbraio che non si recava nel suo appezzamento di terreno. Sono stati tantissimi negli ultimi mesi i danneggiamenti nel settore, da Sciacca a Canicattì, il taglio degli alberi di ulivo che gli imprenditori agricoli e i coltivatori, ma anche pensionati e casalinghi hanno subito. Per quanto riguarda Aragona, il precedente riguarda lo scorso ottobre, quando vennero rasi al suolo gli arbusti del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che fa anche l'imprenditore agricolo. Qualcuno, dopo essersi introdotto sul suo appezzamento di terreno in contrada Mandrazzi, nel territorio attiguo a Comitini, danneggiò 8 alberi di ulivo di proprietà dello stesso. Questo tipo di danneggiamenti infatti hanno le sembianze di atti intimidatori, ma spetterà ora ai carabinieri della locale compagnia provare, oltre che ad identificare gli autori, a stabilire se i raid siano riconducibili a motivi professionali o legati alla sfera privata. Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Si chiude così, prima ancora dello svolgimento di un vero e proprio dibattito, il processo a carico dell'ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, attuale consigliere comunale del fratello Mirko. Lo ha deciso il giudice monocratico Sabrina Bazzano. La vicenda è legata ai presunti abusi edilizi al castello Colonna di Ioppolo Giancazio, di proprietà della famiglia Firetto, adibito a struttura ricettiva. L'edificio è stato, tra sequestri e dissequestri, bloccato per circa 4 anni. L'accusa era quella di aver realizzato all'interno alcuni abusi edilizi in occasione della ristrutturazione dell'edificio. I reati contestati erano la violazione urbanistica e il deturpamento di bellezze naturali. Adesso la struttura potrebbe tornare nuovamente fruibile qualora il giudice accogliesse la richiesta della proprietà. La quarta commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale siciliana si è riunita nella sede del Consorzio Autostrade Siciliane a Messina per discutere della situazione attuale delle autostrade in Sicilia e dei progetti per migliorare la viabilità della regione. Vediamo. La quarta commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale si è riunita presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane a Messina per discutere della situazione attuale delle autostrade in Sicilia e dei progetti per migliorare la viabilità della regione. Oltre al presidente Filippo Nasca, la vicepresidente Patrizia Valenti, il consigliere Massimo Brocato e il direttore generale Salvatore Minaldi di Autostrade Siciliane, era presente l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e i deputati Giuseppe Galluzzo, Giuseppe Lombardo e Bernadette Grasso. Guardi, il tema della sicurezza dell'autostrada è un tema che interessa non solo la sottoscritta, che da sempre segue con grande con attenzione, ma che interessa gli utenti perché riguarda la sicurezza sulla strada. Noi abbiamo voluto tenere una seduta di commissione a Messina nella sede del CAS proprio intanto per capire e comprendere che cosa con la nuova governance che da poco si è insediata, quali sono gli interventi che si stanno attuando, quali sono i progetti futuri per la 18, ma soprattutto per la 20, che è un cantiere aperto e i lavori stanno andando a rilento. Quindi abbiamo fatto un po' il punto della situazione, la dirigenza ci ha spiegato che tanti sono i progetti che sono pronti e aspettano i finanziamenti da parte dello Stato, e poi abbiamo cercato e abbiamo chiesto di accelerare dal punto di vista dei lavori, soprattutto quelli più urgenti che necessitano il ripascimento dell'asfalto, la messa in sicurezza con le barriere, e soprattutto la cosa più importante è che ci hanno detto che a breve ci faranno avere un piano industriale, perché voglio dire, sulla sicurezza in autostrada, sulla sicurezza delle strade non si scherza, perché ne va della vita delle persone, tanti sono le difficoltà, tanti sono i problemi che anche il CAS
classe A dal punto di vista finanziario, tanti gli interventi che hanno eseguito, ma non basta, quindi è necessaria che ci sia un'accelerazione e per questo ci siamo dati degli step che periodicamente incontreremo i vertici del CAS perché possano rendere edotta la commissione sui lavori che stanno eseguendo, sui progetti che stanno mettendo in campo appunto per garantire la sicurezza dei cittadini. Ecco, io mi auguro e spero che finalmente tutti questi cantieri aperti possano trovare la luce nel più breve tempo possibile e che tutti i cittadini e gli utenti possano viaggiare in sicurezza. Al liceo Leonardo di Agrigento, riflettori puntati sulle donne. Oggi una mostra fotografica. Arturo Cantella. Continuano le iniziative in vista della giornata sulle donne che si festeggia il prossimo 8 marzo, organizzate dall'Istituto Leonardo diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, che dedicherà tutta la settimana con diversi incontri al tema femminile. Oggi la mostra fotografica dell'artista iraniana Shadi Samangani dal titolo Lettere alle mie figlie, fatta in collaborazione con l'associazione agrigentina Virago, presente nel territorio con varie iniziative sociali. La prossima attività si svolgerà domani 2 marzo con la docente Cinzia Cerroni, professoressa di matematica all'Università di Palermo. Shadi Samangani, oggi al Liceo Leonardo per presentare la tua mostra Lettere alle mie figlie e per parlare della condizione femminile delle donne iraniane. Quali sono le tue emozioni oggi? Sono contentissima, sono onorata, ringrazio specialmente la dottoressa Pilato e sono contenta perché questa volta dedico il mio tempo alle nostre future generazioni, parlo con loro delle situazioni che sono molto particolari, sono contenta di sensibilizzarli sui punti che magari non riguardano le loro esperienze, non sono belli però sempre essere informati fa solo bene. E vorrei parlare di parità e usare le mie esperienze e situazioni delle donne che c'è in Iran per anche dare una guida a loro e continuare quella strada qua, in Agrigento, in Sicilia, in Italia. Qual è la domanda? Professoressa, quanto è importante parlare di parità di genere? Allora, oggi parlare di parità di genere per noi, per l'associazione Virago che lavora già da un anno e più all'interno di questa scuola è fondamentale. È il nostro obiettivo principale grazie al quale noi lavoriamo e operiamo attraverso i canali social in primo luogo, ma anche attraverso gli eventi culturali a cui prendiamo parte. E le ragazze devo dire che sono molto impegnate da questo punto di vista per cercare di promuovere e divulgare questi principi. La vostra associazione ha anche varcato i confini della scuola e ha incontrato il tessuto sociale locale? Sì, abbiamo fatto vari incontri anche con varie istituzioni agrigentine, per esempio la Caritas. Infatti abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi provenienti dalla Tunisia e anche un altro incontro con ragazzi provenienti dall'Albania in cui sono nati appunto dei dibattiti sulla parità di genere non solo, ma anche sul ruolo che rivestono le donne in quei paesi in cui appunto non vi è parità di genere fondamentalmente. Quindi noi ci impegniamo più che altro a diffondere tali notizie e a trattarle il più possibile, come anche lo stiamo facendo oggi durante questa mostra. Parleremo appunto delle donne in Iran e l'associazione che cerca di approfondire questi temi e approfondire anche tramite varie interviste queste situazioni e a parlarne il più possibile. Al Liceo Leonardo da un anno esiste l'associazione Virago che si occupa dei diritti umani. Quali sono le vostre attività principali? Principalmente noi cerchiamo di diffondere consapevolezza e sensibilizzazione tramite i social, quindi tramite Instagram, oppure postando podcast, quindi postiamo sulla piattaforma Spotify, podcast di informazioni su svariati temi, come ad esempio abbiamo fatto quello su mutilazioni genitali femminili, sulla giustizia sociale, abbiamo trattato il tema delle donne durante la Shoah, un argomento che comunque viene molte volte dimenticato. Oltre a questo, Virago ha anche un giornalino scolastico che viene pubblicato nel blog della scuola e tramite una piattaforma dove si può leggere questo giornalino e trattiamo temi appunto di parità di genere, di diritti umani e anche tutte le attività che fa il nostro liceo.
Ad un anno dall'inizio della guerra, il Museo di Nuoro in Sardegna mette in mostra Odessa, un modello che ricalca la reale scalinata monumentale simbolo dell'Ucraina. Si tratta di un lavoro che riverbera il senso di riscatto. Infatti, la fama della scalinata è dovuta principalmente a un film del 1925 sulla rivolta di Odessa durante la rivoluzione russa del 1905. Ve ne parliamo oggi perché a questo progetto ha partecipato anche il presidente del Polo dell'Università di Agrigento, Gianfranco Tuzzolino. Vediamo. Si inaugura la mostra Odessa Step, la scalinata Potemkin, fra cinema e architettura. Il Polo territoriale universitario di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, presenta una ricerca scientifica internazionale che ha condotto Raggiungendo l'Ucraina, un progetto espositivo a cura del presidente del Polo Giovanni Francesco Tuzzolino e Federico Crimi, con il contributo di Paolo De Marco, che verrà ospitato dal prossimo 3 marzo al Museo Men di Nuoro. La mostra comprende disegni forniti dall'archivio di Odessa, planimetrie originali in prestito da istituti italiani, fra cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l'Archivio Storico di Torino, oltre alla ricostruzione dei disegni di un modello in scala di 5 metri realizzati dai ricercatori del Polo di Agrigento. Sentiamo lo stesso presidente Tuzzolino. È un momento particolare perché afferma la grande vitalità di questo polo territoriale universitario che si apre al mondo, anche all'attualità internazionale. Ed è un momento in cui noi facciamo uscire fuori la nostra ricerca universitaria, che in questi mesi è andata avanti con grande forza sulla scorta di una convenzione che abbiamo stretto con il MAN di Nuoro, e con cui abbiamo portato avanti questa mostra che si inaugura il 3 marzo, che si intitola Odessa Step, tra la scalinata Potionkin, tra cinema e architettura. È un ponte che abbiamo lanciato verso paesi che per ora sono in grande difficoltà e che mostrano una grande criticità internazionale, l'Ucraina in particolare. Però questa volta non parliamo solo in termini di questi paesi, solo in termini politici o in termini di crisi internazionale, di grave disastro creato a un'enorme parte di popolazione. Ne parliamo in termini positivi, perché l'arte e l'architettura può veramente mantenere in vita la bellezza di questi luoghi e anche la cultura, il senso di un popolo che richiede un riscatto internazionale. Abbiamo parlato della scalinata Potionkin, che è stata celebrata da Eisenstein nel suo film La corazzata Potionkin, che è un film importantissimo per la storia del cinema, e che però è un'architettura progettata da un italiano del Canton Ticino, che ha progettato molti edifici di Odessa e ha avuto la geniale idea di congiungere la città con il mare attraverso una scalinata rettilinea. Questa scalinata è stata ridisegnata, è stata, diciamo, approfondita, studiata attraverso una grande collaborazione con l'Archivio Nazionale di Odessa e con le università di Leopoli, di Lviv. I professori erano veramente molto contenti di potersi mettere in contatto con noi e lavorare con noi fianco a fianco, e devo dire che il risultato finale è la ricostruzione della vicenda del progetto di questa grande architettura urbana, e attraverso documenti inediti, attraverso opere pittoriche, attraverso un grande plastico di enormi dimensioni, 5 metri per 1 metro, che diciamo, rappresenta in maniera tridimensionale proprio il senso di quest'opera in rapporto al tessuto urbano. È una grande sfida che Agrigento lancia rispetto ai suoi rapporti internazionali e alle potenzialità dei suoi docenti e ricercatori, e che pone la nostra università al centro anche del dibattito nazionale, perché ci sono degli inediti. Si farà un catalogo che per la prima volta ricostruisce l'opera di questo architetto che per il più sconosciuto, Francesco Boffo,
e quindi dico, è un momento di grande gioia per tutti noi, perché abbiamo chiuso questa ricerca e adesso la consegniamo alla società scientifica e alla cultura nazionale e internazionale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. I baraccati di Camaro a Messina attendono ancora gli alloggi. Vediamo. Oggi è stata l'occasione per Arisme, e per l'amministrazione di fare chiarezza. Sostanzialmente hanno comunicato che bisognerà attendere la nomina del subcommissario e soltanto dopo si potrà riattivare l'iter di assegnazione degli alloggi in quelle che sono le zone in tal senso deputate ad essere risanate. Eppure già l'anno scorso, nel momento in cui le ruspe erano in azione a Camaro Sottomontagna, a queste famiglie era stato promesso un intervento non diciamo immediato, ma già programmato. Allora si parlava di alloggi già acquistati, dunque è passato però del tempo e adesso attendiamo la nomina del nuovo commissario. Sì, con le vostre telecamere più volte mi hanno tra virgolette accompagnato non soltanto me ma anche l'intero Consiglio della Terza Municipalità in quella che è la storia di Camaro Sottomontagna, ma anche per carità anche di altri ambiti di risanamento. Ebbene sì, purtroppo a distanza di tempo, soprattutto in questo contesto, quello di Camaro Sottomontagna, a mio modesto avviso, si è verificato una situazione un attimino, chiamiamola antipatica, cioè nel senso che comunque molti alloggi sono stati demoliti, è stato anche fatto un bel lavoro di sistemazione anche di quella porzione di territorio dove prima insistevano le baracche, però il paradosso è che ancora tanti altri rimangono in quella situazione, quindi sarebbe stato, non col senno di poi, ma col senno di quel momento, sarebbe stato più opportuno sicuramente risanare immediatamente la zona, quindi abbattere tutte le casette che c'erano ed assegnare gli alloggi, piuttosto che creare questa situazione che sicuramente ha ulteriormente contribuito anche a creare ulteriormente disagio ma anche sconforto tra i cittadini che magari hanno visto salutare la loro porzione di territorio per altre zone della città, ovviamente altrettanto meritevoli, però forse sarebbe stato più opportuno risanare tutto Camaro Sottomontagna e non solo il 50%. Tolleranza zero c'è sempre stata, la riprendiamo in maniera vigorosa perché non è pensabile che a distanza di tempo rispetto ai risultati della raccolta differenziata ancora esistano fenomeni che non solo prolificano ma addirittura peggiorano. Non è pensabile che svuoto casa mia e i mobili li appoggio in mezzo alla strada, quindi tolleranza zero perché dobbiamo, partendo dal presupposto che tutti dobbiamo fare il nostro dovere, capire che non è pensabile abbandonare la città in questo stato di degrado che dipende da noi. Ho fatto una richiesta di convocazione per Comitato Ordine e Sicurezza, ho già parlato col Questore, il problema non è solo del Comune di Messina ma è generale e deve essere affrontato in maniera generale. Faremo anche un accordo con la Polizia Metropolitana, ci siamo, lo vogliamo ribadire con forza, ma tutto parte dal presupposto che ognuno deve fare il proprio dovere. Arriveranno altre telecamere, altri agenti per questo servizio? Assolutamente sì, sono già in programma, l'abbiamo detto, lo ribadiamo. Noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, da parte di tutti ci deve essere impegno affinché non si torni indietro perché siamo in una situazione veramente allarmante. Sono sorprese anche dei professionisti che pagano regolarmente la Tari, a dimostrazione che è un problema culturale. Ma infatti il problema non è un fenomeno culturale, avete sottolineato bene il principio, ci sono professionisti, ci sono soggetti iscritti alla Tari, c'è gente che abusa dello spazio pubblico per fare quello che in realtà dovrebbe fare seguendo le regole. Siamo una città che ha delle regole, le deve seguire perché fa bene a tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.